zona è stata bruttissima. Siamo a Morgantina, nella zona archeologica. Stiamo raccogliendo il grano della stagione 2008-2009. Siamo sopra una macchina mietitrice. Di fronte a noi la piana tra Enna e Catania. Siamo sulla collina archeologica di Morgantina. Sotto questo campo di grano c'è una città di 2400 anni fa. Ancora si deve scavare, nel frattempo si coltiva il grano. E stiamo raccogliendo qua il grano con questa gigantesca macchina dotata di aria condizionata che sembra un elicottero, una nave spaziale. Aria condizionata, radio. Aria condizionata, musica, c'è tutto. Di fronte a noi una bellissima realizzazione fatta dalla Sovrintendenza ai beni archeologici della provincia di Enna, e in questo campo è stato ritrovato un edificio originale a pianta circolare che rappresenta una casa di cura, una casa di bellezza dell'antichità. È una specie di beauty farm del tempo in cui qui si coltivava il grano da regalare alla divinità delle divinità di Demeter e Core. Questo è l'antiquarium che vediamo, costruito da poco dalla sovrintendenza, che protegge questa bellissima costruzione originale a cupola, a volta, con una disposizione delle vasche per i bagni dentro una grande sala circolare che permetteva di prendere il bagno in queste sale riscaldate e nello stesso tempo rilassarsi e curarsi.